Quindi non è Dio che odia le donne, ma è l'interpretazione degli uomini che hanno fatto di quelle religioni che è contro le donne. Il sistema patriarcale non è stato imposto da Dio, non esiste nessuna scrittura che lo imponga. Il velo, la sottomissione femminile, l'abnegazione della voce, il nascondere il corpo, come dire, l'inaffidabilità delle donne per la loro intelligenza emotiva che le rende così soggette a cambi di umore poco affidabili. Ricordiamoci che in Italia, non mi ricordo fino a che anno, ma professioni come la magistratura erano precluse alle donne perché si dicevano inaffidabili durante il loro periodo mestruale. Cioè, e guardate che non stiamo parlando del Medioevo, Anni 60-70, penso. parliamo della società comunque moderna. Bene, e dico questo per non dire tanto altro, però quindi questo non è Dio. Se noi cerchiamo nelle sacre scritture, e in questo io mi sono ovviamente affidata alla ricerca fatta da questa giornalista, non c'è traccia di questa diseguaglianza. Mi ha molto incuriosito che c'è un passaggio non detto da Gesù, ma da San Paolo, che parla dell'importanza che le donne siano velate, perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, la donna è sottomessa con il velo, addirittura si parla di velo nella nostra religione cattolica. E paradossalmente nella religione che oggi più ci spaventa, vogliamo dirlo così, o insomma ognuno lo declini con la propria sensibilità, che è l'Islam, lì il Corano non parla mai di velo. Quindi c'è stata, se vogliamo usare un termine più pungente, potrei dire una manipolazione del messaggio di Dio, chiunque Dio sia. Se vogliamo essere più morbidi, più diplomatici, possiamo dire che c'è stata un'interpretazione delle regole di Dio da parte dell'uomo fatto a favore di chi? Dell'uomo. E a sfavore di chi? Delle donne, la cui sessualità viene nascosta, vengono considerate un pericolo, vengono considerate inaffidabili, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione che poi le religioni raramente si sono, raramente ora mi sono ovviamente preso un appunto storico, ma raramente si sono allontanate dallo Stato, ove ovviamente esisteva una differenza, no? Un doppio binario tra uno Stato laico e la religione, o dove comunque c'era l'imperatore e un potere religioso, perché sappiamo benissimo che esistono zone, tuttora ovviamente, o tempi dove il reggente, l'imperatore, era anche la guida spirituale, ma dove invece c'era una diramazione, dove la religione non aderiva alla società, veniva perseguitata. Chi professava, chi praticava quella religione venivano perseguitati. Ovviamente noi tutti siamo abituati a studiare fin dai tempi scolastici la persecuzione dei cristiani, che è terminata proprio con Costantino nel 313 d.C. E perché venivano perseguitati i cristiani? Non solo perché parlavano di un Dio diverso dall'imperatore, che quindi l'imperatore aveva paura di perdere potere, ma per incomprensioni culturali, c'erano delle divergenze culturali. E con appunto con l'Editto e Costantino la religione inizia a sovrapporsi, cioè iniziano ad assomigliarsi quelli che sono i percorsi.
c'è un lavoro di avvicinamento. E qual è la condizione delle donne in questo assomigliarsi? Resta sempre uguale. Il patriarcato le vuole in quel ruolo. E guardate che potrei dire fino al 1900, la situazione delle donne non cambia radicalmente. Ora poi voglio portare qualche dettaglio positivo, però insomma la condizione delle donne, voglio dire, se non c'è parità oggi, non posso certo rappresentare una parità storica che non esisteva. E questo quindi vedete come si è intrecciato con la religione, si è intrecciato con la società si è intesa come insieme di individui, ma addirittura tutto questo è stato interiorizzato in ognuno di noi. E questo perché? Da cosa lo si vede? La psicologia ci mostra, quindi lo studio dell'individuo, quindi non più dell'individuo in società, ma del singolo individuo, cosa ci mostra? Ci mostra che gli stimoli sociali, gli stimoli culturali, gli stimoli religiosi e anche una certa disfunzionalità educativa all'interno delle famiglie portano i soggetti, i nostri figli, maschio e femmina, a sviluppare patologie differenti. Le donne delle sindromi da crocerossine, viene chiamato proprio in gergo questo, quindi viene amplificato il loro, come dire, slancio di cura, che sappiamo, quando io dico patriarcato, do per assodato e pacifico che tutti noi conosciamo, che quello schema vuole la donna come colei che cura, l'angelo del focolare, colei che si abnega per prendersi cura di. Ecco, quindi vediamo che ci sono anche degli effetti psicologici individuali sulle donne, quindi a parità di educazione, le donne sviluppano una patologia più da crocerossina, gli uomini no. Gli uomini viene chiamata una patologia narcisistica, cioè un culto dell'ego. Quindi, questo ve l'ho detto perché? Perché quando parliamo di religione, di società, ma tutto questo va a contaminare quello che noi siamo dal di dentro, quello che noi trasmettiamo, quello che noi educhiamo ai nostri figli. Quindi quando si parla, e l'ho detto all'inizio, che per la parità di genere cosa manca? E il primo fattore è un cambiamento culturale, ma il cambiamento culturale che noi tutti vorremmo dall'esterno, il cambiamento culturale deve partire da noi, dall'interno. Negli anni precedenti non erano sicuramente tempi maturi, attualmente sono stati fatti, parlo adesso dello Stato italiano, insomma, sono stati fatti dei passi importanti, gli ultimi, ahimè, si annoverano negli anni 60, negli anni 70, le vere rivoluzioni femminili, da allora poco e niente, però io voglio sperare che ci sia sempre un miglioramento e perché no? Per quanto riguarda, questo bisogna dirlo, sicuramente fra le religioni del cristianesimo, appunto quella cattolica, che prima tra le religioni che ho menzionato, quella cattolica è stata sicuramente fra tutte e tre le religioni quella che si è distinta di più per aprirsi alle novità sociali rispetto alle altre, quindi speriamo che ci sia questa progressione, questo miglioramento della condizione femminile. Grazie. Aggiungiamo un aspetto dal punto di vista, e così ci trasferiamo un po' all'argomento che cercherò di trattare. Uno degli aspetti, diciamo, del lato, per esempio, della minoranza friulana, maggioranza in regione, è duplice, diciamo. Uno è l'immagine che vede la donna friulana rappresentata con le chiavi, William scappa via. No, attore, però volevo che ascoltassi anche questo. E poi l'altro è Schiarazzole Marazzole, e cioè
il fatto che a Aquileia le donne nel periodo della settimana santa uscivano di casa ballando coi tamburelli e entravano a mo' di dervisci, di sufi, di dervisci, danzatori islamici, entravano in una sorta di ecstasy e la canzone che Schiarazzole Marazzole, che ha questo ritmo incalzante, era probabilmente collegata a questa fuga delle donne incontrollata durante la settimana santa, che era però, come dire, prevista e strutturata, poi ovviamente combattuta un po', penso dalla Chiesa, perché insomma non mi ha visto, ecco. Però per dire che questa terra ha delle caratteristiche che forse ci possono, quindi le chiavi erano in mano alle donne, la chiave di casa, cioè una rappresentazione nei musei delle tradizioni popolari, penso quello di Tolmezzo, così, c'è proprio immagini iconiche, non è il patriarcato, ma matriarcato, dall'immagine iconica, ecco. Quindi c'è anche questa dimensione nel valorizzare la donna, quantomeno come madre, Marileng, ecco, insomma. Quindi c'è probabilmente questa capacità di questa terra di avviarsi a raggiungere degli obiettivi alti. Ecco, io